Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo nuovo video di Economia Pop. Sigla. Oggi finalmente parliamo di paradisi fiscali. Era un sacco che volevo fare questo video, ma dovevo prima introdurre alcuni concetti. Oggi si parla di questo e della scioccante rivelazione che ha fatto il Fondo Monetario Internazionale. Partiamo dal chiederci che cos'è effettivamente un paradiso fiscale. Un paradiso fiscale è una nazione nella quale c'è bassissima fiscalità. Che cosa significa nell'effettivo bassissima fiscalità? Che si pagano poche tasse in sostanza. Sono quindi quei luoghi nei quali le persone molto ricche oppure le aziende che hanno grossi capitali muovono i loro soldi per farseli tassare un po' meno rispetto alla nazione di appartenenza. Effettivamente di paradisi fiscali avevamo già parlato nel video qui in alto a destra, nel crack della Parmalat. In sostanza abbiamo detto che Callisto Tanzi aveva trasferito i suoi fondi in un conto alle isole Cayman, del quale però non c'era nulla. Aver citato questo video ci consente anche di fare un'altra piccola riflessione su un'importante caratteristica dei paradisi fiscali, cioè la bassissima burocrazia e la grande riservatezza. Parliamone un po' meglio. Che cos'è esattamente la burocrazia snella? Non è nient'altro che quel lunghissimo processo formale che porta ad esempio ad aprire un'azienda, nel quale devi compilare scartoffie, fare firme di qua e di là, eccetera. In Italia siamo bravissimi a fare una burocrazia il più complicata possibile. La grande riservatezza invece, non c'è neanche bisogno che io lo dica, è per mantenere occultati dei soldi. Tornando al caso Parmalat, Callisto aveva 3 miliardi nei conti delle Cayman, ma in realtà non c'era niente. Questa cosa non sarebbe neanche minimamente pensabile in un altro paese che non sia un paradiso fiscale. Fatta un po' più di chiarezza su questa pratica di spostare i propri fondi in un paradiso fiscale, passiamo alla vera notizia di oggi. Questa è una specie di e-coffee. Il Fondo Monetario Internazionale ha diffuso i dati su quanti soldi effettivamente ci sono nei paesi a bassissima fiscalità e sono 15.000 miliardi. 15.000 miliardi! Sono cifre spaventose. Attenzione perché parliamo di dollari, quindi è più o meno il PIL degli Stati Uniti interi e 7 volte maggiore del PIL italiano. Fantastico. Questi soldi sono stati ribattezzati fondi fantasma. Qualcuno adesso però si chiederà in quali paesi effettivamente finiscono questi fondi? Lasciando da parte le isole Cayman, in Irlanda la tassazione è scesa dal 50% al 12,5%, che è assolutamente ridicolo. Poi ci sono le Bermuda, le Mauritius, l'isola di Jersey, c'è la Svizzera, ad esempio, notissimo paradiso fiscale, l'Olanda, il Lussemburgo. Potrei andare avanti a citarne veramente tanti, però ci tengo a sottolineare il fatto che molte di queste siano isole, e vediamo il perché. Territorialmente queste piccole isole fanno parte di piccole nazioni, e questo è il principale motivo per cui le tasse sono così basse. Secondo il Fondo Monetario, l'85% di questi fondi, in paesi a bassissima fiscalità, si nasconde in 10 paesi. E pensate che il 50% di questa cifra enorme è in 2 paesi. Parliamo di 7.500 miliardi di dollari in Europa, questo vi stupirà, in 2 paesi che sono Lussemburgo e Olanda. Alla faccia di chi pensava che la Svizzera era il paradiso fiscale perfetto. Non lo è più da un sacco di decenni. La cosa più assurda di questa faccenda è che l'Unione Europea ha un certo obiettivo, che è quello di rendere uniformi le regole in tutti quanti i paesi dell'Unione. L'idea era quella di costruire non solo accordi commerciali per fare in modo che tutta l'Unione Europea potesse commerciare all'interno senza particolari barriere. L'obiettivo era anche uniformare le regole, quindi ogni paese dovrebbe avere più o meno le stesse regole, almeno le stesse linee guida. Questo senza necessariamente andare a intaccare l'autonomia dei paesi, la loro sovranità. Si parla sempre di sovranismo ultimamente. I paesi possono rimanere sovrani, ma avere delle regole comuni. Non solo, questa cosa è assolutamente fuori di testa. I paesi dell'Unione Europea dovrebbero aiutarsi a vicenda, soprattutto aiutare i più deboli. Questo non sta effettivamente avvenendo in questo modo, si capisce benissimo. Capite bene che se da una parte l'Unione Europea ci impone dei vincoli tra deficit e PIL, ho parlato di questo nel video qui in alto a destra, ci pone sostanzialmente delle limitazioni per far stare bene tutti,
allo stesso tempo lascia che questi paradisi fiscali abbiano bassissima fiscalità. Ve lo faccio capire ancora meglio. Se non raggiungiamo un certo rapporto deficit-PIL, l'Unione Europea ci costringe, tra molte virgolette, ad aumentare le tasse. Questo però a scapito dei cittadini di questa nazione, evidentemente, quando c'è un'altra nazione con bassissima fiscalità che fa concorrenza sleale a questa nazione. Perché parlo di concorrenza sleale? Perché se in questo paese si paga il 2% di tasse, io che sono in questo paese vorrò portare i miei soldi lì. Allo stesso tempo, se i cittadini di questo paese non dessero i loro capitali all'estero, questo paese riceverebbe molti più soldi in tasse e quindi non sarebbe costretto ad aumentarle, in sostanza. Non solo, se tutti questi capitali, 7.500 miliardi sono veramente tanti, tornassero nei paesi di appartenenza, le tasse in quei paesi molto probabilmente scenderebbero al posto di salire. Per quanto mi riguarda è già uno scandalo che esistano paradisi fiscali. Il fatto che siano in Europa io lo ritengo gravissimo. Di fronte a questa problematica non ci si può voltare dall'altra parte, bisogna intervenire in maniera netta. Però questo non vuole essere un video politico, perciò la finirò qui. Se il video vi è piaciuto io vi invito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina. E come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a vederli.